Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
dell'hockey radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Un ben ritrovati e niente, si gioca questa sera la 14ª giornata, la prima del girone di ritorno. Giulio, la prima del nuovo anno, perciò auguri a tutti, non abbiamo avuto occasione di farlo in diretta. E si gioca a Forte dei Marmi Breganze, una gara che all'andata finita 10-0, ma stasera sarà storia diversa perché c'è squadra diversa. Sicuramente direi che è più probabile una similitudine con la partita di andata con il Vercelli vinta di misura dal Forte dei Marmi che non con la partita d'andata col Breganze, non solo perché i due giocatori e l'allenatore del Vercelli, Tataranni, Mattia Verona e Crudeli, l'allenatore, sono passati appunto dai piemontesi che si sono ritirati al Breganze, ma anche perché il Breganze in questo campionato ha fatto vedere che vale molto di più di quella prima partita. Intanto, prima di entrare nella logica di quello che sarà la gara, vorremmo sentire le voci degli allenatori che abbiamo registrato, iniziando da Crudeli, allenatore ospite, perciò insomma sentiamo dalla voce di Crudeli quello che è il suo pensiero per quanto riguarda la partita e la nuova avventura che l'aspetta. Ritorno al Palazzo di Forte dei Marmi, che è passato da poco ad allenare il Breganze, cercando di ridare un po' di fiducia all'ambiente che fino a questo momento poco fiducia vedeva. Sì, diciamo che c'erano un po'. Ora un po' meglio, sì. Sono contento di essere approdato in una società strutturata dove abbiamo la possibilità di lavorare con grande serenità, e il fatto che Tataranni e Mattia Verona siano potuti venire con me è importante per dare anche chiaramente alzare il tasso tecnico di questa squadra, che era importante che si facesse. L'esordio della panchina del Breganze da parte tua sulla panchina del Breganze proprio contro il Forte dei Marmi potrebbe sembrare una cosa difficile, invece a mio avviso insomma dà subito lo specchio, no? Cioè giochi subito con le più forti e insomma prendiamo le misure e via. Sì, diciamo che anch'io sono abbastanza d'accordo, nel senso che
per affrontare poi il Montebello. Invece abbiamo che è una squadra più alla portata, abbiamo 2 settimane per lavorare. Ho lavorato solamente una settimana, fra virgolette, piena, quindi una settimana con un allenatore nuovo, movimenti nuovi, situazioni difensive nuove. È veramente difficile, considerate che è molto difficile dopo una preparazione di un mese, quindi figuriamoci dopo 7 giorni. Invece avendo altre 2 settimane, visto che col Vercelli non giocheremo, questo è importante per affrontare poi tutto il resto delle partite, alzando ancora di più il livello tecnico e tattico soprattutto, perché la tattica sarà importante e adesso è tutto nuovo. Quindi stasera solamente, ho chiesto solamente di cercare di fare una buona prestazione, giocarci la partita per quello che abbiamo provato, le poche cose che abbiamo fatto, tante non le abbiamo potute fare, tantissime, e quindi giochiamo con quello che abbiamo provato e vediamo come va intanto. Ovviamente non si punta il dito contro nessuno, però l'arrivo di Verona e Tataranni in una squadra che comunque insomma, aveva in Cocco anche giocatori insomma, a un certo peso, perciò potrebbero essere quello stimolo in più per risalire, anche in considerazione del fatto che adesso ne retrocede una praticamente. Sì, questo è importante, però dobbiamo considerare anche il fatto che sono stati fatti veramente pochi punti. Lo stesso sarebbe valso lo stesso se a girare noi col Vercelli uguale, quindi lo stesso il Giovinazzo. Noi 3 siamo squadre che abbiamo fatto veramente pochi punti, quindi fare un girone di ritorno, fare un planning del girone di ritorno di punti è veramente complicato. Bisogna pensare partita dopo partita, al di là di chi è arrivato, e cercare di portare più punti possibili e vedere se riusciamo a fare un mezzo miracolo, quello sì. Bene, io ti ringrazio, faccio gli auguri a te e al tuo Breganze, alla prossima. Grazie mille a voi. Ventura ha sottolineato, togliendosi un sassolino, la solidità della società e ovviamente il molto lavoro che lo aspetta, perché è una settimana che sta vedendo i ragazzi, perciò dice, come abbiamo sentito, che tutto sommato sarà un test quello di questa sera, dove chiede ai suoi ragazzi di restare in partita il più possibile per poi giocarsela nelle prossime con squadre più abbordabili. Giulio? Diciamo che come partita sicuramente non ha nessun problema il Breganze, nel senso che non ha nulla da perdere da questa partita, quindi credo che come esordio poteva essere molto più impegnativo se si fosse trovato con una squadra con cui se la poteva giocare. Intanto, prima di proseguire, insomma, sottolineato anche questo fatto che adesso avrà 15 giorni proprio perché avrebbe dovuto giocare col Vercelli e non c'è, perciò per cercare di creare il gruppo che vuole. Sentiamo anche le voci di Alessandro Bertolucci, allenatore del Centro Porsche Firenze. Alessandro Bertolucci, la prima di ritorno abbiamo girato come volevamo prima in classifica, come volevi soprattutto te, adesso l'importante è mantenere la concentrazione. Sì, è la prima del girone di ritorno, una partita particolare perché loro hanno cambiato, hanno preso Roberto, hanno preso Tatarani, Verona in porta, insomma sicuramente avranno un pochino più di energie e di motivazioni rispetto alla partita d'andata. Noi bisogna fare le cose per bene, insomma, e da proseguo alla striscia positiva che abbiamo, sapendo che comunque sono sempre partite da prendere con le molle, soprattutto a livello proprio mentale, di concentrazione. Abbiamo visto in quel di Monza una squadra che nel secondo tempo soprattutto spietatissima, veramente, un grandissimo gioco. Sì, il secondo tempo abbiamo fatto una partita importante, pur giocando in una pista complicata, perché tra il parquet che si scivolava, insomma, e comunque il Monza ha sempre fatto risultati strani con le squadre di rango. Vedi il pareggio col Trissino, hanno battuto il Noia prima poco e il risultato porta via 3 punti. 3 punti che ci hanno consentito dunque di girare e di potenzialmente poter insomma, giocarci contro il Montebello l'accesso alla Final Four. Sì, volevamo il primo posto per un paio di motivi. Uno era quello di avere la precedenza per prendere la Final Four in casa, chiaramente passando prima al quarto di finale col Montebello, che insomma sarà una partita difficile, però penso che, si pensa tutti che contro il Grosseto sarebbe stata un pochino più noiosa, sempre portando... Bene, siamo pronti per la diretta. Giulio, lavoro e concentrazione, questo chiede Bertolucci, vediamo se lo otterrà adesso ragazzi questa sera.
Sì, senz'altro, anche perché lavoro e concentrazione sono fondamentali, no? Per arrivare a certi livelli. Comunque vediamo, non sarà una partita facile come nessuna di quelle delle Serie 1, l'abbiamo vista anche a Monza, un primo tempo sofferto, vediamo come si metterà. Intanto Verona, Ghirardello, Tatarani, Posito, Torres per quanto riguarda la formazione ospite, Gnata, Galbas, Ipinazar, Ambrosio, Compagno per quanto riguarda la formazione del centro Porsche. Queste le formazioni che al momento stanno giocando, poi avremo modo di parlare anche di quelli che al momento si stanno preparando in panca. Posito che in possesso di sfera, che la cambia con Tatarani, neoacquisto da questi a Ghirardello, da sempre colonna difensiva del Breganze, ma è Compagno che se ne va. Compagno, il tiro murato però da Tatarani, la sfera recuperata da Torres, la porta avanti per il Tata nazionale, ancora Tatarani, incrocia, poi il servizio è per Posito da questi a Torres, ancora la formazione del Breganze che manovra, la sfera recuperata da Ambrosio, da questi a Ipinazar, Ipinazar in possesso di sfera, la cede per Galbas, Galbas per Ipinazar. In profondità c'è Ambrosio dietro porta, attaccato da Ghirardello, i due hanno anche giocato insieme, messo giù Ambrosio e l'arbitro assegna il blu a Ghirardello dopo un primo e 30 secondi. Del Santo, scusate, Del Santo. Sì, no, non avevo neanche letto la formazione perché talmente abituato, lui colonna, colonna, hanno giocato insieme un sacco di anni, colonna del Breganze, lui colonna è rimasto, Ghirardello è a Montebello se non vado errato, a Sandrigo, insomma ora non mi ricordo perfettamente. Vediamo il tiro diretto di prima, Ambrosio contro Verona, poi non riesce a segnare Ambrosio. Intanto fuori Ipinazar e dentro Gil per sfruttare questa superiorità, ci prova di prima intenzione Galbas, niente da fare. La sfera recuperata, Gil dietro porta, Gil subentrata Ipinazar per Galbas, per Compagno, per Galbas, bisogna accelerare quella sfera se si vuole arrivare a qualcosa. La traversa, piena sfera che tocca il soffitto e c'è dunque l'ingaggio, ma insomma la punizione di Ambrosio diciamo che non è stata tirata nel migliore dei modi, Giulio. No, poteva essere tirata meglio, questa volta invece ha avuto sfortuna Galbas perché a portiere battuto ha colpito la traversa con la pallina, come abbiamo visto, che è schizzata contro il soffitto. Posito e Galbas, la sfera recuperata dal rossoblu con Gil, tanto se n'è andato un minuto di superiorità, ancora Compagno per Ambrosio, per Compagno che si allarga, il tiro, Compagno! Smarcato molto bene, la pianta dentro. Il tiro di Compagno che vale l'1-0 dopo 2 primi e 34. Gol alla Gil, e non è l'unico caso in cui li vedo un po' assomigliarsi, facendo ovviamente tutte le enormi proporzioni del caso, però Compagno sta facendo veramente grandi cose. E a tal proposito, proprio contro il Breganze nella prima giornata abbiamo visto un gol di Gil in serpentina spettacolare, che altrettanto spettacolare quello di Compagno 4 giorni fa in quel di Monza, dove si è scartato tutta la squadra avversaria prima di andare a siglare il gol. Intanto la sfera è però recuperata da Tatarani per il Breganze, e poi la buona fase difensiva di Ipinazar che ha ripreso pista dopo l'ingresso, dopo la fine della superiorità in cui aveva lasciato il posto a Gil. Posito in possesso di sfera, la sfera è per Torres, ancora
il numero 5 Agostini, la cambia per Posito, tentativo al centro dove c'è però un compagno in attività difensiva, da questi a Ambrosio, il tiro d'Ambrosio murato da Tataranni, i due anche nazionali assieme, finché Tataranni poi non ha rinunciato, ancora ci prova Ambrosio, niente da fare, recuperati però i 45 secondi, anche se eccolo, si è azzerato adesso il cronometro. Galbas esce per Compagno, da questi ai Pignazar, i Pignazar per Compagno, l'accelerazione di Compagno per Ambrosio, ancora Galbas esce dalla zona, la serve a Compagno, dribbling di Corbagno, la mette al centro per il tentativo di deviazione ma ci arriva Verona, Posito la recupera per il suo, imposta l'azione d'attacco, Posito ancora in profondità per Torres, su di lui va i Pignazar, lottano all'angolo i due, alla meglio al momento il giocatore in forza al Breganze, ancora il numero 57 per Posito, Franco bollato però da Galbas che gli impedisce di girarsi per il tiro, Tataranni adesso all'indietro per Torres, da questi a Posito, poi in una qualche maniera la sfera arriva nei pressi di Cardognata, fa buona fase difensiva Ambrosio e questo la dice lunga, che rimposta l'azione d'attacco. Ambrosio dietro porta per Compagno che lascia scivolare la sfera per Galbas, attaccato Galbas per Compagno ancora, 4 giocatori in tenuta rossonera nell'area di rigore, sarà difficilissimo entrare là dentro, ancora Ambrosio per Galbas, la sfera però è intercettata dall'avversario, Galbas ancora, la percussione di Galbas e poi la stecca di Verona, ma la sfera è sulla stecca di Galbas, perciò l'arbitro fa correre, riguadagnati 45, Ambrosio per Galbas, non succede nulla, poi Ambrosio ci prova di primissima attenzione, la ferma il portiere, si sdraia sulla pallina, è Verona a fermare l'incursione pericolosissima del bomber rosso-blu e dunque si riprende con l'ingaggio all'angolo sinistro di Verona, angolo basso. Tataranni ancora cerca di far correre sfera, la intercettano gli arbitri che ricordo è il signor Edoardo D'Alessandro nello specifico, l'altro arbitro, il primo di squadra, è Andrea Davoli, al banco dei cronometristi è Donato Minonne. D'Alessandro rettifica la posizione, batte la punizione, riprende il gioco Agostini per la formazione ma se la porta via Ambrosio, lo squalo morte, 2-0. Soffia sfera, se la porta avanti De Verona e Ambrosio quando sono passati 6 primi e 11 secondi fa 2-0. Giulio. Sì, implacabile veramente Ambrosio, ha recuperato pallina e poi l'ha andata a piazzare sotto la traversa, niente da fare, assolutamente incolpevole Mattia Verona, perché lì non ci sarebbe arrivato neanche il Pulpo e Gurrola. Senza ombra di dubbio intanto è Compagno in possesso di sfera dietro porta per Ambrosio, 2-0, torna in pista dal Santo, si gira ma non trova l'angolo giusto, Dal Santo torna in pista per Agostini, dunque ripristinata la formazione con cui si è aperto il primo tempo. Compagno adesso dietro porta, incrocia con Ambrosio che cerca l'angolo, riguadagnati 45 secondi, sfera fuori, Ambrosio ancora che ci prova dietro porta, la pallina è per Galbas all'angolo, nessuno va a pressarlo, dunque può servire Ambrosio, tira accompagnato da Ambrosio, niente da fare, ma la sfera è recuperata ancora dai Pignazar. Adesso è Compagno, l'accelerazione di Compagno, attaccato col fisico da Torres, sfera all'indietro per Galbas, missile di Galbas, deviazione e gol, ancora lo squalo rosso-blu, Federico Ambrosio. Torres, sfera all'indietro per Galbas, rivediamo, è ancora lui, appostato sul secondo palo e la tocca quel tanto che basta per togliere di causa Verona, 3-0.
e dopo pochi minuti indirizzata Giulio. Sì, micidiale veramente l'inizio del Fortere Marmi, un Fortere Marmi che concede pochissimo agli avversari, non li fa veramente respirare. Questa è proprio l'esemplificazione, quello che stiamo vedendo dell'hockey che intende, l'abbiamo già detto tante volte, ma non sempre riesce. In questo momento veramente è difficilissimo per la formazione Breganze riuscire a organizzare anche l'uscita dalla propria metà pista, perché i giocatori del Fortere Marmi non fanno respirare, e in più quando poi ci sono giocatori come abbiamo visto Compagno e Ambrosio poco fa, ma soprattutto anche gli altri che le palline le mettono lì, è chiaro che c'è veramente poco da fare, cioè non si può dare la croce addosso al Breganze, ma solo fare elogi a questo Fortere Marmi, un Breganze che comunque, come ho visto prima quando io sono arrivato un po' prima, cioè Roberto Crudele è consapevole del fatto che il lavoro da fare è molto, e anche nella preparazione pre-partita che di solito gli allenatori fanno giocare, fanno preparare i giocatori, prendeva uno per uno i giocatori del Breganze e cercava di spiegargli le cose, sapeva quello a cui stavano andando incontro, ma sicuramente il Breganze sotto la guida di Crudeli avrà notevolissimi margini di crescita. Intanto dentro Cocco per Posito, dunque un minimo di copertura in più. Cocco che poi è anche uno che trova anche la via giusta là davanti, ma che sicuramente ha un po' più di esperienza e soprattutto un po' più di attitudine. Adesso c'è il blocco, il primo fallo di squadra fischiato a carico del Forte dei Marmi, già battuta la punizione, Tataranni in possesso di sfera, all'indietro proprio per Cocco. Per il Forte dei Marmi dopo 2 reti merita un turno di riposo lo squalo rossoblu Ambrosio, al suo posto Chicco Rossi, dunque punta per punta. Torres la mette in profondità per Tataranni che la gira all'indietro per Cocco, non l'aggancia, perciò deve andare a recuperarla, poi cerca di sparare in avanti ma arriva prima il fischio del signor Tavoli che premia il pressing del rossoblu con una punizione dal vertice basso. Ambrosio in possesso, scusate, Compagno in possesso di sfera, Compagno ancora per Galbas per Compagno, per Pignazar Chicco Rossi, dietro porta, resiste, fa tutto da solo, poi serve all'indietro Compagno, il missile di Compagno intercettato dall'avversario, dal Santo che può rimpostare l'azione, la dà in orizzontale per Cocco che la fa correre su Tataranni, profondissimo, si schiera la difesa del centro Porsche, il tiro deviato, sfera che rimane lì, la trattenuta fra Torres e Chicco Rossi, l'arbitro punisce il giocatore del Breganze, la punizione in favore del Forte dei Marmi, falli di squadra 1 per parte, gol 1 di Compagno, 2 di Ambrosio, 3-0 per il Forte dei Marmi, fuori Galbas e dentro Torner, e anche in previsione Giulio del fatto che sarà un gennaio terribile dal punto di vista delle partite, non ultima quella di giovedì contro il Liceo proprio qui a Forte dei Marmi. Sì. Vedremo una serie infinita di cambi. Senz'altro, anche perché è chiaro che i tempi sono molto ristretti fra una partita e l'altra, e soprattutto la partita con il Liceo. Intanto si sta liberando bene Rossi, che mi pare abbia colpito il palo se non vado errato, e poi ha allontanato Verona. Dicevo che è una partita fondamentale perché chi perde fra quelle due squadre, o in caso di parità tutte e due, è praticamente fuori dalla Coppa, perché le altre due, cioè Barcellos e Barcellona, si affrontano e soltanto chi vincerà potrà avvicinarla. Intanto una bella conclusione di Dal Santo, parata da Agnata, forse la prima parata insidiosa. La prima parata di Riccardo Agnata arriva dopo 10 minuti esatti dall'inizio della partita, è una parata importante, ma di fatto 3-0 il risultato, 14:50 alla fine del primo tempo, con Cocco che sicuramente ha dato un minimo di solidità alla squadra, un po' di più alla squadra. Adesso c'è il fallo di Chicco Rossi su Tataranni, secondo fallo a carico del rossoblu. Tutto pronto per la battuta. Torres sulla sfera, vicino a lui c'è Cocco e Dal Santo.
dal Santa ancora, il tiro a lunga distanza è però intercettato da Torner, il rimbalzo favorisce Torres che rimposta l'azione per la formazione del Breganze, ancora lui, intanto Gil subentrato a compagno. Siamo ai limiti del 45, non sfruttata dunque questi tempi per cercare il tiro da parte del Breganze. Torna in avanti il Forte dei Marmi con Chicco Rossi per Gil si allarga, poi vede il varco, ci prova, la posizione era buona ma la stecca di Tataranni altrettanto per i suoi. Tataranni, su di lui c'è Ipignazar, tentativo di triangolazione che non riesce per la fase difensiva di Gil. Ipignazar su Tataranni, sfera riconquistata di Ipignazar, è Cisco che la serve a Torner per Cisco che fa tutto bene, molto più che bene. Cisco siede Verona e fa il 4-0, gol spettacolo, alza e schiaccia, eccolo qua, lo rivediamo, entra da destra e castiga Verona e il Breganze per il 4-0. Gran gol veramente, a dimostrazione delle doti tecniche di questi giocatori, ma del resto è stato un po' emblematico, no? Ritornando alla partita di Monza, le prime due reti del secondo tempo sono state segnate da quelli che nominalmente sarebbero i difensori, ovvero sia Galbas e Ipignazar, serviti da quelli che nominalmente sarebbero gli attaccanti, Compagno e Ambrosio. Questo la dice lunga sulla versatilità della formazione rossoblu, che ha veramente 8 giocatori del tutto intercambiabili nelle posizioni di giocatori di movimento, e lo sta confermando anche stasera, il che, come giustamente sottolineavi tu Fabrizio, è fondamentale in partite e in settimane come quella che alla quale ci stiamo per avvicinare, anzi ci stiamo già avvicinando, con 3 partite nell'arco di 8 giorni, perché dopo la partita di giovedì contro il Liceo, qui ci sarà la trasferta di domenica a Bassano, un Bassano che anche lui ha cambiato allenatore, e non sarà anche quella una gara facile, ma restiamo a quella di questa sera. Ci eravamo già proiettati in avanti, ma comunque è già tanto da discutere e da parlare di questa partita che si sta sviluppando decisamente in maniera piacevole. Senza ombra di dubbio il Forte Marmi intanto riconquista con Cinquini cerca l'appoggio per Torner, ma capisce tutto dal Santo, che può impostare l'azione d'attacco su Cocco, da questi a Tataranni che è nei pressi di Riccardo Gnata, cerca il passaggio per Cocco, ma la serie è riconquistata dal Forte Marmi con Torner che la dà a Gil, a Chicco Rossi. Il tiro di Rossi è però ben parato sul palo vicino da Verona, rimposta l'azione il Breganze, poi Gil e poi Cinquini, la serie è per Gil a tu per tu con signori, torna Natale, regalo spettacolare di Sua Maestà Pedro Gil, veramente ha deliziato il mondo, e anche questo lo mettiamo nel novero di quelli veramente belli, Giulio. Sì, ma cominciano a essere veramente tanti. Sì, anche perché se poi la regia faccio vedere lo rivediamo ancora una volta. No, anche perché fra l'altro ha fatto un palleggio e Verona giustamente si aspettava il palleggio sotto la traversa, e lui invece l'ha schiacciata la pallina. Eccolo qua, lo rivediamo, guardatela, eccolo qua, e invece di alzarla l'ha messa sotto. Fra l'altro prima, tanto per sottolineare così delle minuzie, c'è stato un passaggio l'azione immediatamente precedente, non quella in cui Gil è rimasto solo, con Torner che praticamente senza guardare assolutamente, con le spalle al giocatore che era Gil in quel caso, al suo compagno di squadra, ha dato la pallina, sapeva che lui era lì e l'ha pescato proprio solo. Questo fa capire quanto lavoro poi c'è dietro quello che vediamo in pista in questi momenti, che sembra quasi frutto dell'inventiva. Dunque ci prova ancora il Forte dei Marmi, questa volta è Torner, ma Verona la meglio. Posito in possesso di sfera, insieme a lui la serie però recuperata da Gil, servita a Cinquini per Gil ancora. Gil stavolta ci prova morbido, ma stavolta Verona riesce a fermarlo. Dicevo Posito con Agostini, Cocco e Tataranni. Dunque il turno di riposo è per Torres. Tataranni che ci prova e impegna Riccardo Gnata che la spara fuori dal rettangolo di gioco.
5-0 il risultato quando sono passati praticamente 14 minuti e c'è il time out chiesto da Roberto Crudeli, che proprio nel pre-gara aveva chiesto ai suoi di cercare di rimanere in partita, ma lo strapotere del Forte si sta veramente sviluppando in tutta la forza che la società è riuscita a costruire in questa squadra. Sì, ma del resto non si può assolutamente dare la croce addosso al Breganze e Roberto Crudeli, che è un perfezionista, ripeto, lo dicevo prima, no? Cioè già il fatto che prima della partita, invece di lasciare giocatori scaldarsi, li prendeva uno per uno, sa benissimo qual è il valore dell'avversario e sa benissimo che la sua squadra non affronta questa corazzata che è il Forte Marmi con tutte quelle caratteristiche che avrebbero voluto dargli lui se solo avesse avuto più tempo per prepararla. Ma sicuramente, come detto prima, dopo le 2 settimane in cui Crudeli potrà lavorare con il Breganze, certamente vedremo un altro Breganze, anche perché poi comunque oltre, al di là di quello che è sicuramente sarà bene che smetta di dire sicuramente, perché mi vengo a noia da solo, dicevo, al di là di quelli che sono i meriti di Roberto Crudeli, che proprio a Forte Marmi come tecnico non ha bisogno di essere scoperto, però 2 innesti come Mattia Verona fra i pali e Tataranni in avanti certamente faranno un molto molto comodo alla squadra. Intanto ci prova Cinquini, poi Gil sulla ribattuta ma non riesce, poi se ne va Cinquini. Il fallo, dice l'arbitro, è da cartellino blu per Cinquini. Rivediamo. Sì, l'ha agganciato, anche se totalmente involontario, però agganciato come anche forse anche Dal Santo l'aveva agganciato involontariamente. Comunque tiro diretto, Tataranni, neanche a dirlo che è uno specialista. Tataranni contro Riccardo Gnata, vediamo, è un'occasione ghiottissima per il Breganze per accorciare, però Riccardo Gnata l'ha fatta padrone là in mezzo, lo para molto bene, gli impedisce anche la ribattuta. Adesso è il Forte Marmi con 2 minuti di inferiorità, chiaramente deve far girare sfera. Chicco Rossi, Torner e Gil. Torner per Gil, per Torner ancora. La sfera adesso è riconquistata dal Breganze, che può andare a fare il giochino sotto porta con il Forte Marmi, deve difendersi. Ancora Dal Santo per Cocco, per Dal Santo, Cocco ancora, Dal Santo, Cocco, poi la sfera intercettata da Torner che se ne va. Torner poi non arriva il blu anche a Torner. C'è stato sicuramente il contatto. Davoli me lo ricordo perché è stato l'arbitro unico, perché in A2 del derby di andata fra il Centro Giovani e la Rotellistica Camaiore, vinta da Rotellistica Camaiore al Palasport, al Palabarzacchi, e nel secondo tempo credo abbia sventolato qualcosa come 7-8 cartellini. Una partita non assolutamente cattiva, perché le 2 squadre erano formate quasi tutti da giocatori che si conoscono bene. E adesso tocca a Posito sfidare Riccardo Gnata. Posito contro Riccardo Gnata, fa tutto da solo Posito, ma il Forte Marmi adesso ha ancora 55 secondi di inferiorità per quanto riguarda l'espulsione, la prima espulsione, quella di Cinquini, e poi ancora un primo e 38 per quanto riguarda l'espulsione, ma Gil va a recuperare sfera, 3 avversari su di lui, sfera all'indietro per Chicco, da questi ai Pignazar, ancora Pedro per Cisco, per Pedro che poi rischia addirittura di fare la 6ª rete, bravo in questa occasione Verona. Cocco, Posito, Cocco, tanto a Chicco Rossi, miracolo di Verona, siamo 2 contro 1, Tataranni
poi sbaglia tutto e Perro se la va a riprendere, la rilancia in avanti, torna disponibile Cinquini, c'è ancora una manciata di secondi di inferiorità numerica, poi ancora Posito che ci prova, sfera all'indietro Cocco, il tiro, la parata di Riccardo Ognata, la sfera è per Gil, martellata di Gil, intercettata da Posito. Cocco, Dal Santo che ci prova, niente da fare, Chicco la porta via, tiro di Chicco, intanto finisce l'inferiorità, ma c'è ancora qualcosa, infatti hanno fatto partire i secondi, la seconda inferiorità, ma i 2 minuti partono da quando si è scontata la prima, perciò sono 4 i minuti, c'è ancora 1 minuto e oltre di inferiorità rispetto al il regolamento dice che quando vengono tirati fuori 2 giocatori si sommano i 2 minuti, non diventano in contemporanea, perciò sono i 2 minuti del primo, scaduti quelli iniziano i 2 minuti del secondo, perciò il Forte dei Marmi ha ancora 1 minuto e oltre. Giulio. Sì, che per ora non si vede più dal tabellone perché i giocatori, anche il secondo ha scontato i 2 minuti apparentemente. Va bene, comunque sta gestendo molto bene la doppia inferiorità, doppia nel senso non di 2 uomini in meno ma di 2 minuti più 2 minuti il Forte dei Marmi, e credo che, considerato che il risultato è abbastanza tranquillizzante, sia anche parlavamo, no, di gestire le energie, ecco, ma anche questa che Alessandro Bertolucci dovrà affrontare con la sua squadra. Chiaramente ne avrebbe fatto a meno, ovvio. Però ecco, mi pare che la gestione sia molto attenta. C'è stata prima una doppia chiusura proprio al limite dell'area di porta da parte, mi pare, di Pinazzar e Rossi, che era andata avanti, perfetta proprio, con l'uomo in più fra l'altro per gli avversari. Adesso è compagno di Pinazzar e Chicco Rossi in pista, dall'altra parte Posito, Agostini, Torres e Ghirardello, la sfera dietro porta per i Pinazzar, a caccia di Pinazzar in 2 per compagno che la ritorna indietro per Chicco Rossi che se ne va, messa giù e l'arbitro assegna il fallo di squadra numero 3 a carico del Breganze. A quota 3 era già il Forte dei Marmi, intanto si prepara il cancello Torner e questo lascia pensare che manchi pochissimo, oramai il cronometro era stato azzerato, perciò noi difficilmente dovremo affidarci al movimento del signor Minonne in panca punita. Chicco Rossi la tiene fra 2 avversari, la serve poi ai Pinazzar che ci prova a lunghissima distanza per cercare di guadagnare i 3 secondi. Adesso può rientrare Torner, dunque il Forte dei Marmi supera i 4 minuti di inferiorità numerica e c'è adesso il quarto fallo fatto da Torres sul compagno, dentro Cinquini e fuori Pinazzar. Dunque Forte dei Marmi in pista con Chicco, Enric, Elia e compagno, dall'altra parte Agostini, Torres, Posito e Dal Santo. Intanto entra Ambrosio per Chicco Rossi, Ambrosio in possesso di pallina, la cede all'indietro per compagno che fa fuori un primo avversario, poi è costretto ad allargarsi per l'intervento di Torres, si rifugia dietro la porta in attesa del movimento della sua squadra. Cinquini che supera Agostini, poi l'appoggio è per Torner che la stringe sulla porta. Torner ancora cerca di sfruttare il movimento di compagno, all'indietro Torner, siamo ai limiti dei secondi, poi Torner non rischia il tiro e cede sfera al Breganze. Tanto è Agostini per Posito, Cinquini su di lui, sfera per Torres, ma c'è l'anticipo di Torner
Torner per Cinquini, Cinquini ancora, Compagno sulla dritta, si allarga Compagno, va alla conclusione Murata, poi Compagno se la va a riprendere, da questi a Torner, Compagno ancora, dietro porta per Ambrosio, cerca di farsi vedere Torner, la sfera è ancora per Enric, esce, la cede a Cinquini, si allarga Cinquini, va alla conclusione che però è Murata. Attenzione che c'è il palo che questa volta salva dal gol il Forte dei Marmi. Adesso l'anticipo di Posito su Ambrosio, un errore sulla tre quarti, cosa da non commettere, ha consentito a Ghirardello di scaricare su Torres che poi l'ha sparata sul palo. Torres ancora, Torres, Posito, Torres, poi l'anticipo netto sulla sfera di Compagno, grandissimo Cinquini, arriva a tu per tu con Verona, la deviazione di Verona è millimetrica ma esiste, e torna in avanti il Breganze con Agostini. Ancora Torres, ma c'è Ambrosio che recupera, l'appoggio per Cinquini è però intercettato, poi interrompe la trama offensiva, ma la sfera è ancora per Agostini. Il passaggio per Torres, su di lui va Compagno, Torres ancora dietro porta, la cede Agostini, attaccato da Ambrosio, persiste Ambrosio nell'attacco, poi la serve a Cinquini, poi eccolo là, movimento di Cinquini spettacolare a portar via l'uomo, libera il buco per un Ambrosio che morde secco Verona per il terzo gol personale, il sesto del Forte dei Marmi. Sì, bellissimo il gol infilato, eccolo qua, fra palo e Paolo attraversa il portiere. A me aveva dato l'impressione addirittura che avesse preso l'esterno nella rete, tanto era in posizione angolata, però come sottolineato giustamente te, bravissimo Cinquini che si è attirato proprio l'attenzione su di sé, lasciando libero proprio il bomber che ormai ha oltre 32 reti se non vado errato, se ho fatto male i calcoli. Sono andato a rivedere nel secondo tempo di Camaiore, anzi Centro Giovani Camaiore, sono stati 7 cartellini blu sventolati dal signor Davoli nella fattispecie, 2 nel primo tempo e 7 nel secondo, in una partita, ripeto, sicuramente importante ma non poi cattiva assolutamente. Sì, io ho visto la gara in diretta streaming, non ho visto una gara particolarmente cattiva insomma in quell'occasione, però no, diciamo che il signor Davoli è implacabile veramente su quel tipo di falli lì, anche alcuni che molti suoi colleghi interpretano non come fallo da ultimo uomo, lui li sanziona tutti. Intanto sono 32 le reti di Ambrosio, adesso è Cinquini che deve andare a lottare una sfera a Cocco, ce la fa, la serve a Compagno, Compagno all'indietro, ancora la pallina per Ambrosio, Compagno, Ambrosio ancora che ci prova, poi il contatto con Verona, si scusano i due, i suoi, la cede a Cinquini, da questi a Torner per Cinquini, Cinquini si libera un avversario prima di darla a Compagno, la martellata di Compagno passa al lato di un soffio, sfera all'indietro e Cinquini andrà a recuperare per i suoi, 2:31 alla fine, Torner per Ambrosio che ci prova di prima intenzione, niente da fare, ancora 25 secondi nelle corde rossoblu per chiudere l'azione d'attacco, Cinquini per Torner supera un avversario, poi cerca il filtrante che però non riesce, dunque Tataranni torna in avanti per il tentativo di Cocco che era più facile da farsi parare, veramente grande parata, ha avuto un grandissimo riflesso Ognata che era dall'altra parte. Ha fatto una paratona Riccardo Ognata, bella azione in contropiede del Breganze. A 1:40 dalla fine, Breganze che ci prova ancora con Agostini, il tiro dritto per dritto
il compaesano Riccardo Gnata, da questi all'altro breganzese compagno, e adesso Cinquini per Torner, compagno, il tiro di compagno che passa al lato, poi Torner la recupera, una manciata di secondi prima di dover chiudere l'azione, ci prova ancora, poi la sfera intercettata col petto in perfetto stile Graziani del Torino, riusciva a fare cose importanti col suo petto. Intanto la sfera recuperata da Torner, la porta avanti Torner, la mette al centro, Cinquini, 7-0. Dunque quando mancano 42 secondi, e qui ha avuto sfortuna, diciamo, il Breganze, perché la pallina in un rimpallo è rimasta proprio lì ferma, è arrivato Cinquini, fra l'altro Verona era già a terra dall'intervento precedente, quindi è stato un gioco da ragazzi per Elia per metterla dentro. Comunque 7-0, forse un pochino penalizzante, perché comunque almeno un gol il Breganze l'avrebbe meritato, 2 grandi parate, Rignata e un palo. Intanto la sfera è recuperata ancora dal Forte dei Marmi. Diciamo che il Breganze ha visto il palo, ma 2 interventi di Riccardo Gnata che veramente valgono un tiro di rigore, ecco, un gol su rigore, quelli che sembravano gol praticamente fatti, poi in realtà la bravura di Riccardo li ha impediti e finisce qui il primo tempo, risultato di 7-0, 3 falli a carico del rosso-blu, a quota 4 il Breganze. E Giulio, non è che c'è molto da aggiungere. No, volevo aggiungere una cosa riguardo ai falli, no? Chi vede il tabellino dice accidenti, si sono picchiati 3, però bisogna capire una cosa, che questo tipo di falli, cioè i 3 cartellini blu sono stati dati per interventi ben specifici che non hanno a che fare con il gioco duro, e che spesso appunto avvengono in una partita dove poi i falli di squadra sono pochissimi da una parte e dall'altra, quindi non sono, diciamo, indice per chi dovesse leggere il live score di una partita dura. Intanto vediamo la tripletta di Ambrosio in questo primo tempo, poi il gol di Cinquini, Gil, Compagno e Pignazar fanno 7-0 alla fine del primo tempo per la formazione rossoblu. Non dico che è messa in ghiaccio, perché c'è sempre un secondo tempo, ma per quello che abbiamo visto solo un suicidio collettivo impedirà al centro Porsche di prendersi sti 3 punti. Un grazie all'amico Giulio Arnolieri per il commento di questo primo tempo, ci sentiamo alla ripresa dell'ostilità, all'amico Giuseppe Nardini per le riprese, ricordandogli l'impegno sacrosanto e importantissimo che abbiamo di qui a un'ora, e all'amico ovviamente Simone Polacci, che è il re dei bottoni, che si sta preparando per quell'impegno veramente molto molto importante. Da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, ci sentiamo alla ripresa della gara.
l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Inverside l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Inverside l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
Bene, riprendiamo la linea qua dal Palahockey. Giulio, prima di entrare in cronaca permettimi un uso personalissimo. Voglio fare intanto gli auguri alla nonna Paola che ci sta seguendo, non è qui con noi ma sarebbe stata qui in ogni occasione, ma in questa occasione è sicuramente più importante stare a guardare la sua bimba e soprattutto dare un benvenuto, ben arrivato a Giorgio. Nonna Paola, insomma ti salutiamo tutti, sei nei nostri cuori, un saluto a te, alla mamma e al piccolo Giorgio. Torniamo in diretta, Forte Marmi che è partito a bomba, notizia che ho preso adesso dietro le quinte, Verona sta parando con un tutore a una caviglia per uno scontro avuto in allenamento, se non vado errato, con Tatarani, questo almeno è quello che mi hanno detto. E questo giustificherebbe il 7-0. A mio avviso no, perché poi sono stato 7 reti di pregevolissima fattura. No, non me la sento, forse una delle reti di Ambrosio potrebbe essere in parte sua responsabilità, ma onestamente credo che sia più merito, poi le reti le abbiamo viste tutte, no? La fattura delle reti, cioè quella di Cinquini si è trovato lì solo che ci poteva fare Verona, quella di Gil lasciamo perdere, quella di Compagno era un prodigio balistico, si diceva una volta, quindi non me la sento di incolpare Verona per le reti o per la goleata che sta subendo la sua squadra, e certamente poi il discorso del tutore è un ulteriore attenuante, come è un attenuante anche il fatto che, come abbiamo visto, Dal Santo giochi con la mascherina. E proprio a proposito di Dal Santo mi devo scusare perché io continuo a dire Ghinardello perché i due sono cresciuti da sempre insieme. Insomma cercherò di fare un po' più di attenzione e soprattutto spero che Dal Santo rimanga un po' di più in panchina, in modo che evito di fare queste figure meschine. Comunque per concludere tutto il pacchetto, insomma qualche problemino di diretta ce l'abbiamo avuto nel corso del primo tempo, mi hanno detto, sul secondo gol di Ambrosio, ma tutto sommato siamo accettabili. Galbas in possesso di sfera, Torner, Chicco Rossi la tira e questa volta Verona si supera. Ha avuto forse un attimo di esitazione Rossi, non è da lui, e adesso Tatarani porta avanti sfera per i suoi. Il Tata ancora per Posito per il Tata, ma Gil gli porta via sfera. Ancora la pallina per il Breganze con Cocco. Tatarani che ci prova di prima attenzione, niente da fare, Cinquini per Gil, questa volta Verona, la parata di Verona è di quelle da mettere nella sigla della nostra trasmissione, perché veramente paratissima di Verona, sembrava un gol fatto. Sì, veramente sembrava un gol fatto, grandissimo, reattività, colpo di reni, dite quel che vi pare, perché Gil l'aveva messa praticamente a colpo sicuro. Tanto è Chicco Rossi che ci prova ad una mano, ma questa volta Verona è ben piazzato. E comunque, nonostante il tutore, mi pare che se la stia cavando più che egregiamente. Questa però è una notizia che mi hanno dato Giulio, non ufficiale. Certo, no. Perciò insomma prendiamola con le dovute cautele del caso. Posito in possesso di sfera, Posito ancora. L'appoggio è per Tatarani, attaccato, sfera al centro, non ci arriva Agostini, la recupera Chicco Rossi, la serve a Galbas per Torner, per Gil, per Torner, poi la sfera gira indietro per Galbas per i 10 secondi dice l'arbitro, perciò Galbas cerca di ricaricarla subito, la butta in avanti dove c'è Torner a ricevere dietro la porta di Verona. Crudeli si arrabbia perché per lui non erano 10 secondi. Ancora Galbas per Gil, Torner al centro, Chicco Rossi, eccolo là, Chiccos, 8-0. Cioè, anche qui trovare delle colpe nel portiere francamente straordinario, guardiamola, guardate che razza di gol ha fatto Chicco Rossi sotto la traversa, in girata, altro che colpa del portiere, guardate qui. Cioè, sembra incredibile perché poi il Forte vince 8-0, ma quando si ha dei tiratori di questo genere tanto di cappello e basta. La sfera è per
Agostini, Tataranni, Posito, ancora al centro Torner, la porta avanti, Torner si ferma, aspetta il piazzamento, Enric Torner per Galbas, per Gil ancora per Torner, Gil, Torner ancora, non si intendono i due, la sfera riconquistata da Tataranni, poi Gil spezza la trama offensiva da Rossi a Gil ancora, il tiro, la deviazione di Verona, la sfera recuperata ancora da Torner per Galbas che cerca il filtrante al centro per Torner che non riesce, Tataranni porta avanti sfera per i suoi, Tataranni gran lavoro, poi è costretto a tornare sui propri passi, cerca il filtrante per Mattia Cocco che riesce comunque in una qualche maniera ad arrivare al tiro, Galbas, Torner, il tiro di Torner parato da Verona, la sfera recuperata da Tataranni, Tataranni ancora per Posito, sfera in profondità Agostini, poi la sfera schizza lontana, la recupera Cocco, la dà in profondità a Tataranni, ma poi c'è l'intervento di Gil, sfera fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Breganze, e intanto dentro Ambrosio, dentro Cisco, fuori Gil e Chicco Rossi, l'autore dell'8ª rete rossoblu. 19:44, 4 falli per parte, 8-0 il risultato in favore della squadra di Ale Bertolucci. Intanto encomiabili i tifosi del Breganze che sono arrivati praticamente negli ultimissimi minuti prima dell'inizio della partita e non si sono mai, intanto c'è un tiro diretto in favore del Forte Marmi. Onestamente non ho seguito l'azione perché stavo appunto parlando dei tifosi del Breganze che stanno facendo un tifo costante a favore della propria squadra nonostante il risultato. Intanto vediamo l'esecuzione, poi se riusciamo a recuperare anche il replay magari poi in un momento morto della partita, ma vediamo Ambrosio, questa volta Verona gli dice di no, lo para. Adesso Ipinazar, Galbas, Ipinazar ancora per Torner, il tiro di Torner murato, la sfera che schizza lontana, Cisco e Posito se la lottano alla meglio il giocatore in tenuta rossonera, poi Ambrosio la porta via ma viene colpito, l'arbitro dice che si può proseguire, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco e dunque c'è la punizione in favore del Breganze, visto che la deviazione è stata di un rosso-blu. Tanto torna in pista Dal Santo, la sfera è Dal Santo che subito recupera una pallina, poi non si avvede della posizione di Tataranni, quando se ne avvede oramai è schierata la difesa rosso-blu che ha buon gioco. Ambrosio, Torner per Ipinazar, per Ambrosio, ancora la manovra rosso-blu con Torner che finta il tiro fra due avversari, riesce a darla indietro, attaccato duro dal Santo, Ipinazar deve uscire, lo fa in questo momento dalla zona buia, Ambrosio ancora per Torner, il gol in uscita da dietro porta, anche questa è una di quelle reti che si studiano in allenamento, lo rivediamo, il filtrante dietro porta, esce Torner che non ci pensa due volte, e al 7:07 Torner fa 9-0.
Torres 17,40. Giulio, Io avevo fatto il pronostico che sarebbe stato un risultato diverso dal 10-0 dell'andata, cioè ha azzeccato un pieno, insomma, va bene. se continuano così sicuramente, ma a svantaggio però Sì, no, Breganze che sta pagando uno scotto impressionante. Se vogliamo, non è che mi arrampico sugli specchi per cercare di giustificare il mio errore, quanto che il Forte che stiamo vedendo è molto diverso da quello della prima giornata, cioè il Breganze sta facendo la sua partita, ma il Forte gioca un'altra marcia veramente. Probabilmente si sono invertiti i ruoli, no? Nel senso che nella prima di andata il Breganze era la squadra che aveva vinto la Serie A2 con un innesto, adesso invece deve registrare tutto, nuovi movimenti, nuove cose, e il Forte dei Marmi invece è la squadra nuova che adesso invece è rodata, perciò insomma la differenza forse è anche lì. Certo, e poi chiaramente al di là della qualità, ovviamente, che è quello poi che nell'hockey specialmente più che in altri sport fa la differenza sempre. Intanto i Pignazar insieme a lui Compagno, Ambrosio e Galbas, se non vado errato il palo di Compagno. Visto che ormai il risultato non è più un ballo, cioè quando ha la palla Compagno, no? Cioè cambia proprio la velocità, avete visto? È entrato praticamente con una rapidità, con la pallina che schizzava da una parte all'altra della stecca, e i giocatori avversari andavano quasi a occhio per cercare di fermarlo. Sì, no, sicuramente è uno di quei giocatori che ha una rapidità d'esecuzione impressionante, ma anche quando non va a segnare è comunque uno che riesce a viaggiare. Adesso c'è il tiro diretto ancora in favore del Forte dei Marmi, Dal Santo ha messo giù Ambrosio. Ora questo poi se possa valere un tiro diretto non lo so, ma insomma di fatto c'è la punizione di prima, non c'è cartellino e questa volta è Compagno. Avevamo detto, Giulio, della velocità di movimento di stecca, adesso vediamo se vediamo, anche perché se conferma. Lui è molto sui tiri piazzati, è molto bravo proprio per quello, perché riesce a spostare la pallina. Ora vediamo se fa qualcosa del genere, poi magari tira diretto e così ci leva la soddisfazione, però ecco, ha una capacità che è difficile anche per i portieri. Ricordo che non sa come mai i portieri sono ora così bravi a parare tanti più tiri di prima, e i giocatori sono migliorati perché semplicemente studiano i video sui vari giocatori, quindi è chiaro che hanno la possibilità di sapere tutte le caratteristiche di ogni avversario. Vale anche per i portieri, per gli attaccanti, però è chiaro che il portiere è nella porta, si può muovere di più da quest'anno, è piccola. Eccolo qua, tanto Compagno, l'appoggio morbida e fa 10-0. 8:49, 10-0. Lo rivediamo. Non è neanche andato troppo veloce. No, non c'è stato tutto questo bisogno, e dunque Compagno ancora che va a cercare di interrompere la linea. Adesso è Dal Santo che fa un ottimo blocco, però la sfera è ancora per il Forte dei Marmi. Poi c'è la stecca dignata fuori dall'area di competenza, dunque la punizione in favore del Breganze, che se la gioca male. Non che il contropiede rossoblu sia stato migliore, visto che eravamo 2 contro 1, abbiamo allargato oltre misura la sfera, ma comunque i Pignazar per Cinquini. Intanto, dando un'occhiata alla panchina del Forte Marmi, si sta preparando Mattia Tahiti e Bertolucci, che si sta arrabbiando e gesticolando come se il risultato fosse sullo 0-0. Sì, no, ma è quello, come dice una cara amica, quando vediamo le partite insieme è un leone in gabbia quando è là. Io ricordo sempre la prima partita da allenatore a Sarzana, che praticamente a momenti butta giù la balaustra a son di calci perché non ce la faceva a ragionare solo da allenatore. Tanto la sfera riconquistata da Compagno, che la serve il gol di Compagno, la filtrante per Ambrosio, la gira a Cinquini, schizza sulla sponda dall'altra parte Compagno.
fa 11. La tripletta personale, intanto fa il suo ingresso in pista Mattia Tahiti. Dunque al 10° minuto Compagno, tripletta personale. Sì. E torna in avanti Giulio. Sì, un'azione da flipper questa qui, perché la pallina velocissima è schizzata da una parte all'altra e lì praticamente hanno fatto tutto i giocatori del Forte dei Marmi, nel senso che l'hanno girata come volevano e messa poi dentro. Tanto ancora la squadra di Alessandro Bertolucci, che però prima di essere a Sarzana era nel Viareggio, quindi anche le balaustre di Viareggio hanno preso varie spintoni da Alessandro Bertolucci nei primi anni da allenatore. Sì, no, sicuramente non si accontenta di nulla, giustamente è l'indole del campione questa, di voler vincere sempre, vincere nel migliore dei modi. Ma del resto è quello, cioè intanto conclusione di Ambrosio fuori, dicevo, la differenza che fa una persona come me e come te da un vincente probabilmente è proprio quella lì, cioè che non riescono a concepire il fatto di, non posso dire, fra virgolette, rilassarsi nemmeno con un risultato di questo genere, ma anche perché lui non è che, cioè lui sta vedendo intanto un'azione di Compagno in mezzo all'area con tutti i giocatori su di lui. Dicevo, lui non è che lo fa per umiliare l'avversario, ma lo fa perché sta già vedendo in prospettiva futura e quindi sta vedendo quelle che sono le cose che deve fare la sua squadra nelle partite ormai successive, e può servirlo proprio quello che viene messo in atto ora. Intanto i Pignazar, ancora Cinquini, Ambrosio che va vicino al gol da dietro porta. Posito la recupera per Torres, adesso ovviamente subentra tutto il contrario di tutto, insomma scivola sull'olio la pattinata del rosso-blu, mentre è pesantissima ogni sfera per i giocatori del Breganze. Eccolo qua, ancora un anticipo e poi è Torres che ne esce. Torres cerca di metterla per Posito, ma la sfera è recuperata ancora dal Forte dei Marmi, poi subentra Dal Santo, la dà in profondità dove però c'è Cinquini che non ha difficoltà a manovrare, adopera una sfera per Ambrosio dopo il tocco di Compagno. Ancora Ambrosio al centro per Cinquini, l'arbitro dice che si può proseguire. Posito per Torres per Dal Santo, si intromette Compagno, ma la sfera è ancora per Torres che adesso cerca di metterla al centro, la spara lontana Riccardo Ognata. Attenzione, la sfera in avanti, Agostini arriva fin dietro porta, poi tenta un improbabile alza e schiaccia in uscita, quando c'era Torres ben appostato non si avvede del Compagno, adesso cerca di far girare sfera, ma c'è Cinquini in anticipo sullo stesso Agostini, poi impostare l'azione in attacco sui Pignazar. Intanto si prepara Chicco Rossi, entra Rossi per Compagno. A breve sarà anche la volta di Pedro Gil. Cinquini in possesso di pallina, ancora per Ambrosio, per Rossi, il tiro di Rossi però non riesce ad entrare nel sacco e a trasformarsi nel 12° gol rosso-blu. Ricordo 11-0 il risultato, c'è il time out, i falli di squadra 4 per parte. Dunque signori, questo è quello che sta succedendo a Forte dei Marmi, un Forte dei Marmi decisamente spietato. Sì, ma del resto è così, cioè l'hockey purtroppo è uno sport che quando certe partite si mettono in un modo come abbiamo visto stasera, poi non è che c'è più la possibilità, specialmente quando c'è un divario
tecnico ma anche un divario di preparazione, perché è chiaro che Roberto Crudeli ha avuto, come l'abbiamo detto, poco tempo per dare la sua impronta alla squadra, una squadra che fra l'altro in questa stagione ha cambiato 4 allenatori, perché era partito Perea durante l'estate che sembrava confermato dopo la promozione, è arrivato Basso, poi è arrivato Pozzan e dopo poco è arrivato Crudeli, quindi chiaramente più o meno ogni allenatore avrà dato le sue idee, no? Poi 3 giocatori se ne sono andati, cioè sono stati trasferiti da altre squadre per far loro esperienza, sono arrivati 2 giocatori nuovi, quindi voglio dire, attenuanti il Breganze ce n'ha tante, l'importante ecco che è proprio si chiuda parlo dal punto di vista della formazione veneta, cioè una partita che ha lo stesso valore di una persa 1-0, a parte il discorso differenza reti, quindi devono resettarla immediatamente e pensare invece ai prossimi impegni quando si troveranno a giocare con avversari più alla propria portata e con ovviamente una maggiore assimilazione di quello che è il credo hockeyistico di Crudeli. Intanto la sfera è recuperata da Gil per Rossi, la serve a Torner, insieme a loro c'è Cinquini in pista, risponde Tataranni, Posito, Dal Santo, il numero 9 al debutto in questa gara, stiamo parlando di Volpe. Gil, il tentativo è deviato da un avversario, dunque niente da fare, dunque si riprende con la sfera in possesso del Forte dei Marmi. Chicco Rossi per Gil che la cambia per Cinquini, ma però è anticipato nel movimento da Posito. Posito ancora, su di lui va Gil, sfera larga per il numero 9, dovrebbe trattarsi di Tommaso Volpe. Tataranni adesso, su di lui Cinquini, resiste il Tata, la mette al centro per Posito che poi però si trova troppo addosso a Riccardo Gnata che fa un passettino e blocca tutta la porta. Scusate, a Mattia Tahiti, come dice la Lucia, stasera mi porta appresso un amico quando andiamo a fare l'impegno dopo, un amico tedesco. Intanto ci prova Chicco Rossi, sfera lunghissima, Posito in possesso di sfera, ancora lui per Tataranni, Tataranni attaccato, poi è Volpe, la sfera schizza lontana, Volpe per Tataranni, tanto c'è un incrocio di stecche giocatori, Posito per Dal Santo che però non aggancia, la sfera in profondità per Torner. Il passaggio di Gil era perfetto se non ci fosse stata quella stecca di Dal Santo. Ancora Cinquini, cerca un compagno, Torner, l'incrocio, fraseggiano i due, sfera che torna all'indietro per Chicco Rossi, Chicco Rossi per Torner, Gil adesso, si gioca sempre in quella zona della pista, ci prova adesso Chicco Rossi ma colpisce con il corpo, dunque la punizione in favore della formazione del Breganze. 8 minuti e 18 alla fine, Gil, la martellata, questa volta Verona riesce a fermare ma la sfera rimane lì, poi ci prova e Gil la mette dentro dopo un palla e rimpallo. La 12ª rete porta la firma di Pedro Gil. Ha dato l'impressione Gil, ecco, la stiamo rivedendo, no? È un'azione lunghissima, guardate qui Rossi alza, poi arriva Gil, dice vabbè via, la metto dentro io. Quando mancano 8:05, dunque la sfera ancora, parata di casco di Verona su conclusione di Cinquini che recupera ancora molto bravo la pallina a metà pista, bella la girata, finisce a terra Gil e c'è il cartellino blu per Posito. Ora a mio avviso
poteva anche evitarlo, Sì. però era in linea con gli altri, insomma. Sì, cioè, no, certo. Cioè, non mi sembra che... No, ma del resto l'arbitro non è che può pensare, no, non certo, inferisco certo, perché certo. Cioè, lo può fare sì, però in teoria a termini di regolamento non lo dovrebbe fare, no? Così come quando ci sono le presunte compensazioni è un doppio errore, no? Si dice sempre. Certo. E comunque Gil che batte. Comunque al 17esimo ci prova Pedro Gil. Vediamo quale sarà, come cercherà di sfruttarla Pedro. Sfera alta, sfera a terra. Tanto vediamo Crudeli che richiama all'ordine il suo giocatore, ci prova con un tiro accompagnato diretto Gil, poi una martellata sempre di Gil, ma ancora Verona. E c'è adesso il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi che sale a quota 5. Vorrei dire che nonostante il 12-0 il Forte dei Marmi ha toppato qualcosa come 3 tiri diretti in questa gara, che per fortuna non ci servono, però insomma è una cosa da curare, ecco. Adesso c'è questa superiorità, ancora 1 minuto e 30 per i ragazzi rossoblu, con Gil, Torner, Cinquini e Chicco Rossi. Tataranni, incursione di Tataranni che va a portarsi via Sfera, si rifugia dietro porta, poi nell'angolo, poi ne esce Torner che poi la va a piazzare molto bene, finta la martellata e l'accompagna sul palo lontano. Lo rivediamo perché è un gran bel gol, lo vediamo, ecco qua che fa finta di caricare e poi in realtà l'accompagna là e fa il 13° gol per il Forte dei Marmi quando mancano 6:51. Dunque sfruttata la superiorità numerica, adesso Cinquini servito magistralmente da Torner. Dunque una manciata di secondi ed è Cinquini, eccolo là, servito molto bene da Torner. Cinquini che arriva a rimorchio, ci prova di prima attenzione e ormai insomma sono rotti tutti gli argini. Gil, attenzione che neanche in questa occasione riesce il Breganze. Forte dei Marmi, tanto vediamo i gesti di Alessandro Bellucci che dice di continuare. Tataranni dal Santo, ancora Agostini, ma la sfera è recuperata da Ambrosio, Cinquini, Gil e Chicco Rossi. Sfera per Gil che prova il tiro, la spizzata da parte del portiere. Sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco a 5:34, 14 reti per i rossoblu a quota 0. Il Breganze la dice lunga, veramente insomma Giulio, fin troppo punitivo questo esordio di Crudeli. Ma sì, ma ripeto, sono queste. Mi ripeto perché purtroppo avendo visto tante partite di hockey, no, ce ne sono altre in cui il risultato è rimasto in equilibrio e magari in pista c'era una superiorità tattica, parlo dei primi minuti chiaramente, diversa, no? Anche forse uguale o più netta, però quando le partite di hockey si incanalano da questa parte, in questa maniera, e la squadra più forte sblocca subito e prende il largo, è chiaro che
che poi al di là di quello che può essere i nuovi allenatori e tutto il resto c'è poco da fare. Del resto intanto una conclusione di poco fuori di Cinquini, e del resto che poi dopo il Fortename avesse una particolare facilità nell'andare a rete contro il Breganze lo si era visto anche nella prima partita di campionato, in cui pur anche in quella circostanza, intanto ecco Ambrosio è rientrato apposta per il 15° gol. Ci sono squadre, no? Per esempio negli anni scorsi abbiamo visto un Fortere Marmi che magari certe partite le vinceva anche nettamente, avere grosse difficoltà con certi avversari, pensa al Montebello, no? Che magari con un'avversaria diretta del Fortere Marmi perdevano nettamente. È così, cioè se fa parte, ogni partita come si dice ha una storia a sé, ma ci sono squadre che con altre magari rendono più meglio o rendono peggio. Intanto è Chicco Rossi che prova l'alza e schiaccia, Cinquini, scusate, Ambrosio che recupera la sfera e la riappoggia ma non riesce alla conclusione. 15-0, particolarmente punitivo. Adesso Ambrosio a tu per tu con Verona, Gil e Ambrosio fraseggiano i due ma Verona chiude, la recupera Agostini, la porta in avanti. Ancora lui dietro porta, poi in realtà la sfera è recuperata da Chicco Rossi che ci prova, niente da fare, palla all'indietro per Gil, al centro per Rossi, ancora un'ottima giocata di Gil e il gol di Rossi. Che fa 16-0. Sono le classiche partite che chi le subisce le reti non vede l'ora che finiscano, perché ormai veramente non c'è più nulla da dire, no? In certi sport si fischia prima per manifesta inferiorità, questa sarebbe una di quelle partite. Sì, no, senza ombra di dubbio. Ti confesso, Giulio, che non vedo l'ora anch'io che finisca, perché veramente è un massacro, niente. Riccardo vuole portare lo score 0 giustamente, ma Tahiti, scusate, insomma la porta rosso-blu, chiunque la difenda vuole portare lo score 0 a questa partita e si impegna oltre misura. Bravo Tahiti, perché 2 tiri in sequenza, fra l'altro avevano lo specchio libero, perché non è che ora si può stare a mettere la croce addosso ai difensori del Fortename se si distraggono un attimo, e è stato molto bravo a chiudere lo specchio. Il primo era più sulla porta, il secondo è andato incontro al giocatore chiudendogli benissimo lo specchio, quindi molto bravo Tahiti in queste 2 circostanze. Intanto ci prova Ambrosio, niente da fare, Gil la recupera ancora con l'aiuto di Cinquini, Compagno, la sfera recuperata dal Santo per Gil, la porta via Gil, la mette là per Ambrosio che cerca il tiro sotto la traversa, non lo trova. Ancora Lanaro, sfera all'indietro, poi la pallina arriva nei pressi di Riccardo, scusate, di Tahiti, che la spara lontana. Adesso è Cinquini che supera Mattia Cocco, serve Compagno dietro porta, Compagno ancora per Cinquini e ancora Verona a dirgli di no. La sfera dall'altra parte, c'è adesso il blu per Gil, contatto sul parastinco del numero 5 Agostini, blu per Gil e il tiro diretto di prima quando manca un primo e 54. È affidato a Mattia Cocco. Dunque l'esperienza di Cocco contro la freschezza di Mattia Tahiti, porta sfera Cocco e Tahiti gliela ferma, e dunque bravo Mattia che voleva, e poi si va a riprendere sfera
La domestica sul numero 7 Lanaro, sfera all'indietro per Cinquini a 1,24 oramai, ragazzi, portiamo la reti bianche. Cinquini, questa volta Verona in uscita gli dice di no, perciò siamo oramai a 72 secondi dalla fine. Cocco per Dal Santo per Lanaro, Dal Santo ancora, Cocco ancora, Dal Santo, Cocco, tiro dritto per dritto e parte Ambrosio, grande Agostini andare a recuperare sfera, poi Ambrosio fermato Dal Santo, Agostini in azione solitaria, ma c'è un ottimo Tahiti e ancora Ambrosio a tu per tu con Verona, ma non è ancora finita. Sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, 24 secondi. La sfera è per l'ultimo assalto del Forte dei Marmi, palla lunghissima, non ci arriva Ambrosio, la recupera Cocco, 11 secondi alla fine e Cocco si arrende regalando sfera ad Ambrosio. Fra gli applausi del Palasport di Forte dei Marmi finisce 16-0, un risultato d'altri tempi. Non vi leggerò la sequenza, vi dirò soltanto che 4 sono le reti d'Ambrosio, 3 di Compagno, 2 di Torner, Rossi e Gil, 2 di Cinquini e 1 di Pinazar. E a secco in questa gara non ha segnato Galbas, così come era successo nella gara di andata. Speriamo che sia, insomma, buon motivo per il proseguo. Giulio, le ultime parole. Sì, c'è poco da dire di commento, c'è da fare comunque un in bocca al lupo al Breganze per questo cammino verso la salvezza, che è molto meno impervio di quello che potrebbe far pensare questo risultato di stasera, e c'è da dire che se il Forte dei Marmi aveva bisogno di una partita giusta, diciamo così, per prepararsi nel miglior modo possibile alla partita invece importantissima di giovedì contro il Liceo di La Corugna in terzo turno di Champions League, credo che sia stata la partita giusta. Bertolucci ha avuto modo di ruotare tutto, hanno segnato come detto quasi tutti, quindi una partita importante, un allenamento importante più che una partita importante, che indubbiamente servirà per chiarirsi le idee ulteriormente all'allenatore della squadra capolista, perché questo è il Forte dei Marmi, ricordiamolo, e questa, se non vado errato, è la 13ª vittoria su 14 partite disputate. Grazie e buona serata. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento. Noi saremo nuovamente qui a giovedì prossimo per la gara di Champions fra Forte dei Marmi e il Liceo, gara fondamentale. Io mi auguro che voi non siate lì, ma siate qui con noi a tifare la squadra, perché veramente è una di quelle gare da dentro o fuori, una gara importantissima che il Forte dei Marmi deve sfruttare. Ha bisogno di tutti, loro in pista, noi sui gradoni, c'è bisogno di veramente tutti per conquistare questi punti che potrebbero riaprire i giochi. Da parte di Fabrizio Ercolini il grazie a Giulio Arnolieri lo lascio al suo pezzo che leggerete domani sulla pagina sportiva della Nazione in Versilia. Un grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese, un grazie alla Rete Bottoni Simone Polacci per la regia. Ovviamente noi abbiamo ancora degli impegni importanti questa sera, l'amico tedesco viene insieme a me. Un saluto a tutti voi e a risentirci a giovedì.